una difficoltà, le piccole strutture, se andiamo a vedere le piccole strutture di vendita hanno una contrazione del 6,6% rispetto a quelli invece della grande distribuzione che hanno un 2,5%. Questi sono dati che vanno a trovare in una logica che i progetti che ogni provincia, ogni Camera di Commercio sta facendo per la rivalutazione dei centri storici, della bottega artigiana, della bottega del consumatore, della bottega delle parti specialisti del prodotto, per trovare anche per una logica di conoscenza del prodotto rispetto alla grande distribuzione, ma anche qui si vogliono segnali che fanno trovare anche una conoscenza diretta del prodotto, una ricerca del prodotto che si trova solo in determinate botteghe e non si trova nella distribuzione, ma va canalizzata attraverso un'informazione e una comunicazione diretta a questo riguardo. Abbiamo visto invece che grazie ai incentivi del governo il mercato dell'auto ha tenuto invece l'immatricolazione a 166.000 immatricolazioni come rispetto al 2008, però abbiamo detto grazie agli incentivi del governo. Adesso ci sono incentivi diversi del governo, dal mobile, del domestico e dicendo, speriamo sia questo un elemento che porta a incentivare l'occupazione, perché ho visto incentivare la vendita. Abbiamo visto che il mercato nazionale con il mercato del vento è 0,2, quindi non c'è consumo. L'altro dato che ci dice ancora che siamo i primi in Italia è quello del turismo. Il turismo ha tenuto bene, siamo a 60 milioni,